Alle 6:20 Vera sentì che non poteva più resistere lì seduta. Voleva andare in camera sua a bagnarsi con acqua fredda e i templi le dolevano. Si alzò e si avviò alla porta. Poi tornò a prendere una candela dalla scatola. L'accese, lasciò cadere qualche goccia di cera sul piattino e vi fissò la candela. Quindi uscì, chiudendosi alle spalle la porta e lasciando i 4 uomini riuniti nella stanza. Salì le scale e si avviò per il corridoio, verso la sua camera. Quando aprì la porta si fermò e rimase come impietrita. Gli tremarono le narici. Il mare, l'odore del mare a Stradrennik. Era proprio quello. Non poteva sbagliarsi. Certo, c'è sempre l'odore del mare in un'isola, ma quello era speciale. Era l'odore che c'era sulla spiaggia, quel giorno, con la bassa marea e gli scogli coperti di alghe che si seccavano al sole. Posso nuotare fino all'isolotto, signorina Clayton? Perché non posso andare fino all'isolotto? Terribile ragazzino viziato e piagnucoloso. Se non fosse per te, Ugo sarebbe ricco. Potrebbe sposare la donna che ama. Ugo non le era forse accanto? No, l'aspettava in camera. Fece un passo avanti. L'aria che entrava dalla finestra investì la fiamma della candela. La fiamma tremò e si spense. Al buio, lei ebbe paura. Non essere sciocca, si disse irritata. È tutto a posto. Gli altri sono insieme nel salotto. Non c'è nessuno in camera. Non può esserci nessuno. Tu stai solo fantasticando, ragazza mia. Ma quell'odore, l'odore della spiaggia di Stradrennik, quello non era fantasia, era reale. E c'era qualcuno in camera. Aveva udito qualcosa. Certo che aveva udito qualcosa. E allora, mentre stava lì ferma in ascolto, una mano fredda e umida le toccò la gola, una mano bagnata che odorava di mare. Vera urlò e urlò, grida di selvaggio terrore, pazze e disperate invocazioni d'aiuto. Non udì rumori al pian terreno, una sedia rovesciata, una porta che si apriva, passi di uomo che correvano su per le scale. Era conscia solo del suo estremo terrore. Poi, riportandola alla realtà, alcune luci apparvero sulla porta, candele, uomini che si precipitavano nella stanza. Che diavolo? Cosa succede? Buon Dio, ma che cos'è? Vera rabbrividì, fece un passo avanti, cadde. Era solo per metà conscia di qualcuno che si chinava su di lei, che le spingeva la testa in giù verso le ginocchia. Poi ci fu un'improvvisa esclamazione. Mio Dio, guardate! E allora tornò alla realtà. Aprì gli occhi e sollevò la testa. Vide quello che gli uomini stavano guardando. Alla luce delle candele, un'alga pendeva dal soffitto. Era quella che nel buio, oscillando, le aveva toccato la gola. Era quella che lei aveva scambiato per una mano bagnata, una mano da fuoco emersa dal mare per soffocarle la vita in gola. Cominciò a ridere pazzamente. Un'alga, solo un'alga, ecco cos'era quell'odore. Di nuovo la debolezza la riprese, ondate e ondate di nausea. Di nuovo qualcuno le forzò il capo verso le ginocchia. Sembrava passato un tempo infinito. Le offrì uno da bere, premendole il bicchiere contro le labbra. Vera sentì l'odore del cognac. Stava per inghiottire il liquore tonficante quando un pannello d'allarme le risuonò nel cervello. Domandò vivacemente: da dove viene questo? L'ho preso giù, rispose Blor. Non voglio berlo, gridò Vera. Ci fu un momento di silenzio, poi Lombard rise. Disse con ammirazione: lei è straordinaria, Vera. Sempre presente a se stessa, perfino dopo essere stata terrorizzata a morte. Vado a prendere una bottiglia non ancora aperta. E fece per uscire. Sto bene ora, vorrei un po' d'acqua, disse Vera incerta. Armstrong la sostenne, mentre lei si sforzava ad alzarsi. Andò al rubinetto del lavabo, vacillando e aggrappandosi a lui per non cadere. Lasciò scorrere l'acqua e riempì un bicchiere. Questo cognac è buono, brontolò risentito Blor. Come lo sa? Ribatté Armstrong. Non ci ho messo nulla dentro, perché è questo che voleva insinuare, suppongo, rispose Blor furioso. Non dico che l'abbia fatto lei, non lo escludo, si intende, ma anche qualcun altro può aver adulterato la bottiglia proprio per questa ragione. Lombard tornò a passi rapidi nella camera. Aveva in mano una bottiglia chiusa di cognac e cavatappi. Mise la bottiglia sigillata sotto il naso di Vera. Ecco qui, ragazza mia,
senza inganni. Tolse l'involucro di stagno e cavò il tappo. Per fortuna c'è una buona provvista di alcol in questa casa, una cortesia di un Owen. Vera rabbrividì violentemente. Armstrong tenne il bicchiere mentre Philip vi versava il liquore. Lo beva, signorina Clayton. Ha subito un brutto colpo. Vera ingoiò qualche sorso. Le tornò un po' di colore e Philip Lombard disse ridendo: «Beh, ecco qui un assassino che non è riuscito secondo i piani». «Credi che fosse questa l'intenzione?» sussurrò Vera. Lombard annuì. Si aspettava che lei se ne andasse all'altro mondo per lo spavento. E a qualcuno sarebbe successo, vero dottore? Armstrong non si compromise. Impossibile a dirsi, obiettò dubbioso. Un soggetto giovane e sano, senza debolezze cardiache. Poco probabile. D'altra parte, prese il bicchiere di cognac che Oblor aveva portato, vi infilò un dito, lo bagnò, lo assaggiò con la punta della lingua. Non cambiò di espressione, disse sempre esitante: «Il sapore è buono». Blur si fece avanti con il solito impeto. «Se dice che l'ho adulterato, parola che le rompo l'osso del collo», minacciò. Vera, rinfrescata dal cognac, interruppe la discussione. «Dov'è il giudice?» chiese. I tre uomini si guardarono. «Questo è strano, credevo che fosse qui con noi», disse Lombard. Blur annuì. «Lo credevo anch'io. Che ne dice, dottore? Lei era dietro di me quando siamo corsi su per le scale». «Credevo che mi seguisse, certo. Lui non può correre come noi, è vecchio». Di nuovo si fissarono l'un l'altro. «È maledettamente strano», disse Lombard. «Dobbiamo cercarlo», gridò Blur. Si diresse alla porta, gli altri lo seguirono. Vera per ultima. Mentre scendevano le scale, Armstrong osservò: «Certo, può essere rimasto in salotto». Attraversarono il vestibolo. Armstrong chiamò forte: «Wargrave! Wargrave!» Non ci fu risposta. Un silenzio di morte riempiva la casa. Fuori frusciava la pioggia. Poi sulla porta del salotto Armstrong si fermò di colpo. Gli altri si raggrupparono intorno e guardarono al di sopra delle sue spalle. Qualcuno gridò. Il giudice Wargrave sedeva sulla sedia dall'alto schienale, in fondo alla stanza. 2 candele ardevano ai suoi lati. Ma quello che sconvolse tutti fu il fatto che sedesse lì vestito di scarlatto, con una parrucca da giudice in testa. Il dottor Armstrong fece cenno agli altri di seguirlo, si diresse verso la figura immobile e silenziosa, a passi leggeri, come un ubriaco. Si chinò in avanti, scrutò quella faccia. Con un gesto rapido sollevò la parrucca che cadde a terra, rivelando l'alta fronte calva con al centro, proprio al centro, una piccola macchia rossa dalla quale era uscito del sangue. Il dottor Armstrong sollevò la mano abbandonata e tastò il polso. Poi si rivolse agli altri. Disse, e la sua voce era senza espressione, spenta, lontana: «Gli hanno sparato».